Ciao imbruttiti, da oggi inizierà un nuovo format che si chiamerà il Visita Veneto. Mi farò portare dalle amministrazioni comunali all'interno dei vari paesi veneti per scoprirli sempre di più. Arte, cultura, curiosità, territorio, enogastronomia, e sono con l'assessore al turismo Federico, che sarà il mio cicerone. Andiamo a vedere sto posto qua. Siamo a 350 metri di altitudine, il paese si estende fino a 2000 metri. Questo è il paese della soppressa, delle acque minerali e montagna. Siamo nel cuore della montagna vicentina, completamente attorniata da montagne, perché da una le parte piccole Dolomiti. sul Pasubio si è combattuta la prima guerra mondiale. Terra anche di eccellenze culinarie, 50 km quadrati di estensione, 3200 persone circa. Quella tipica giornata in montagna inizia in un posto che bisogna assolutamente vedere, panino con la soppressa. Dobbiamo andare. Andiamo. Panificio Fratelli Pianigonda. Sono uno dei 4 produttori d'eco del comune di Valle del Pasubio. Nel 1906 è cominciato il nonno. 4 generazioni di salumieri. Qua la gente viene dentro. Ordina i panini, poi vanno in montagna a camminare. Perché il panino con la Certamente. soppressa ti dà l'energia. Certamente. Pane e soppressa tu fotti in Sì, casa. sì. Qua, Lo street food veneto. Apri qua sopra e giù. Siamo pronti per salire. Adesso non ci manca più niente. Siamo all'azienda agricola Grattanuvole, formaggio che viene dalle loro capre, che sono capre camosciate. Quelle sono le capre, sono tutte lo stato brado. Eccolo Alessandra. Ciao, ciao. Ciao Alice, ciao. Queste sono delle roviole a crosta fiorita, vari elementi vegetali, petali di fiore, del lampone essiccato che produciamo noi. Poi qui abbiamo un blu di capra e uno stagionato di capra. Guarda, capretta. Capretta. Adesso andiamo a vedere una delle più grandi eccellenze del territorio vicentino. La soppressa. Che azienda andiamo a vedere? Lo spaccio Casa Rossa. Guarda. Qua è la meraviglia. Queste le abbiamo fatte mercoledì. Quattro. Stanno qua fino a lunedì, martedì. Sì. E poi vanno giù in cantina. Settimana di asciugatura qua e E dopo poi- cantina 6-7 mesi e abbiamo la soppressa Di Valle del Pasubio. Questa è una stanza di stagionatura, temperatura naturale. La muffa è bianca, un Sì, po' verdognola. Se la vedete troppo bianca, vuol dire che c'è stato qualche acceleramento nel processo, Esatto. non molto naturale. Ecco. Questi salami li abbiamo fatti la settimana scorsa. Salami, la soppressa, per avere un buon prodotto bisogna farlo con tutte le parti del maiale. Con tutto. Adesso dobbiamo mangiare una soppressa qua. Bisogna che le tocca al manco dovetti, al manco. È massa buona. Qui siamo al Teatro San Sebastiano e andiamo a vedere il Museo degli Antichi Mestieri. Vari strumenti che servivano per la vita contadina, È gestito dalla Proloco. in collaborazione appunto con l'amministrazione comunale. Se uno contatta la Proloco di Valli, praticamente hanno degli accompagnatori volontari, per cui Edda, che accompagnano a vedere Valli del Pasubio. Questo qui è il libro aperto della storia di Valle del Pasubio. Ovviamente a Valle del Pasubio, il paese della soppressa, abbiamo la saga della soppressa Più di 50 edizioni, dalla prima domenica di agosto. fino a Ferragosto. Ma sta Proloco è proprio una Proloco efficiente, diciamolo. Siamo qua col sindaco, davanti al municipio, con la scritta Valli del Pasubio ai suoi caduti 1915-1918. Il Pasubio è stato uno dei punti di cerniera di tutto il fronte italiano, non ha ceduto. Se per caso cedeva il sistema Pasubio, veniva scardinato tutto quanto il sistema della difesa della prima armata. 35 metri di struttura. Qui sono conservati i resti di oltre 5.000 soldati italiani che sono caduti nella prima guerra mondiale e ci sono anche alcuni resti di soldati austro-ungarici, c'è anche il rispetto per l'avversario. Siamo qui sul torrente Leogra, Valli terra di acqua perché è ricco, ricchissimo di acqua, perché ci sono un sacco di sorgenti che sgorgano alle pendici delle piccole Dolomiti, il terzo comune del Veneto come volume di acqua imbottigliata. Dove andiamo adesso, che è il gruppo Fonte Margherita. Sono tutte fonti del territorio. Questa è una bottiglia Fonte Margherita. È un'idea che è partita quest'anno da Fonte Margherita, è l'acqua in cartone. Vi mostro un attimo, senza fare pubblicità, ma sono le aziende del territorio, quindi vanno valorizzate. Siamo quasi a 1300 metri. Ponte Avis, cos'è? Ponte a corde, o più volgarmente ponte tibetano, sospeso di 35 metri, è lungo 110, un flusso di passaggio di almeno 50.000 persone all'anno che vengono a visitare questa tazzina. Nel 2008 si stacca una grossa frana da questo costone. L'amministrazione comunale di Valle del Pasubio pensa di riallacciare due punti interrotti da un ponte. Qua le strutture cambiano moltissimo, pareti verticali, di pinnacoli di roccia, dei ghiaioni, delle gole profonde.
Siamo arrivati alla strada delle 52 gallerie. La strada delle 52 gallerie è la mulettiera militare più nota che c'è a Valle del Pasubio. È stata costruita dai soldati del Genio dell'esercito italiano. Sale per 6,5 km e si arriva fino al rifugio Papa. Il rifugio Papa, fatto nel 1921 sui resti di baraccamenti italiani della prima guerra mondiale, l'unico rifugio che c'è nella nostra montagna. Il rifugio Papa è gestito dal CAI di Schio, dal buon Renato Leonardi. Maggio fino a metà ottobre tu sai che se vai su arrivi, trovi un posto caldo. Qua finisce la nostra tipica giornata in montagna, adesso parliamo delle nostre strutture ricettive. Quindi siamo al ristorante da Carla. Qua c'è anche le camere Con cromoterapia ed esterna abbiamo la sauna finlandese con stufa a legna. con stufa a legna addirittura. Stufa a legna. Andiamo a vedere cosa si mangia. Gnocchi di patate. Che bellezza! Gnocchi in bianco, perché qua tradizione di questi posti è sughi a parte, ti decidi te il sughetto che vuoi. Ragù, pesto. E quello al pomodoro. Mi hai detto che c'è anche qua un posto, fanno la pizza gourmet con La soppressa e il nostro formaggio. e andiamo a assaggiarla. Andiamo, dai. Formaggio di capra che abbiamo visto stamattina. Esatto. La soppressa con la pizza tutta tua gourmet. Pazzesco, adesso lo assaggiamo, Venite a Valli del Pasubio. Se sei un amministratore e vuoi valorizzare anche tu il tuo paese, scrivi una mail all'indirizzo qua sotto. Se volete venire a Valli, scrivete al comune di Valli del Pasubio. Basta che dire. Noi altri mangiamo, bevemo e saluto! Ci vediamo a Valli.